Questa è l'ultima volta che prendi il grano, la pagherai. Intanto sgancia. Ci sono tutti. Bravo, così va bene. Buongiorno. Sei uno sporco ricattatore. Devi stare molto calma, piano, non ti agitare. Levami le mani di dosso. Te li farò sputare tutti questi soldi. Ricattatore che non sei altro. Pronto? Polizia? Sono Cesare Lazio. Leggi troppo, ti si incendia la vista. Ma che cazzo fai? Ma sei impazzito, mi volevi bruciare. Dai, non te la prendere. Volevo solo festeggiare, no? Allora ce l'hai fatta. Certo, A te su, non ti andiamo. rovini le scarpe. Oh, ma sei un fenomeno, cazzo. 2 anni e sei già nei servizi. Già. E quello? Forse è meglio che lo levi il lampeggiante, almeno non diamo nell'occhio. Giusto. Forza ragazzi, si parte. Allora, andiamo? Sì, ma i bicchieri? Sei in servizio, mica vuoi bere. Ma farti una doccia, sì. Basta! Ragazzo, perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo Oh, saluto tua madre Antonella, eh? Ciao ragazzi, Ciao. ci vediamo. Angelo. Allora, tesoro, che mi dici? Com'è andata? Ma non farmi stare sulle spine. Sì o no? Avanti, parla. Ce l'ho fatta, mamma. Chiama Antonella che oggi si festeggia. Sono orgogliosa di te, amore. Ecco fatto. Mamma, lo prendi tu il vino? Sì, ci penso io. Ehi, ragazzina, che fai? È anche mio. Come lo consumi? Sarà anche tu, ma sono stata io a farlo. Un figlio bello così. E poi adesso è anche nei servizi segreti, eh? Mi raccomando, mamma, vallo a dire a tutti, eh? Ma che c'hai? Ti sei offesa? No, è che trovo che la vita sia veramente strana. In fondo tu sei un professore. No, mamma, non sono un professore. Sono solo laureato. Uno diventa professore quando comincia ad insegnare.